Tutto pronto per il primo consiglio comunale che si terrà domani martedì 10 novembre presso l'Aula Sollano alle ore 16:30. Si svolgerà con pochissimi addetti ai lavori per via delle restrizioni dovute al Covid-19 che vieta assembramenti delle persone. Questi i punti all'ordine del giorno. Insediamento del Consiglio Comunale neoeletto e giuramento dei consiglieri, esame delle condizioni di eleggibilità e di candidabilità ai sensi dell'articolo 9 legge regionale 31 e articolo 10 legge regionale 235/2012 che prevede la convalida degli eletti, eventuali surroghe relative a giuramento e procedure di convalida, esame delle eventuali cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale ai sensi dell'articolo 10 e 11 della legge regionale 31/86, quindi l'elezione del Presidente del Consiglio Comunale, l'elezione dei vicepresidenti del Consiglio Comunale, quindi la nomina della Commissione elettorale comunale. Intanto il dibattito politico si sposta a chi andrà il posto di Presidente del Consiglio Comunale. I nomi più gettonati sono quelli di Forza Italia, il consigliere comunale Giovanni Civiltà o di Simone Gramaglia o addirittura si parla di Carmelo Cantone, staremo a vedere. Anche per la nomina del vicepresidente vicario potrebbe andare una donna tra le consigliere Ilaria Settembrino, Flavia Contino o Teresa Nobile, ma ancora in atto non si è stabilito nulla. Delle riunioni in corso nella serata di oggi stabiliranno il da farsi. L'altra vicepresidenza del Consiglio dovrebbe andare come di prassi all'opposizione. Si pensava infatti che il capo dell'opposizione poteva essere l'ex sindaco Lillo Firetto, creando un gruppo unico consigliare, ma da notizie pubblicate recentemente ogni lista di opposizione avrà il suo. I gruppi potranno essere questi, quello che fa a capo dell'onorevole Roberto Di Mauro, che unificando le 3 liste va a 9 consiglieri. Il capogruppo potrebbe essere il dottore Francesco Alfano, a seguire quello di Forza Italia con 3 consiglieri, a meno che qualcuno di loro non si dichiari indipendente. Per ciò che riguarda l'opposizione potrebbe essere Mario Fontana, il capo di Andiamo Avanti, Pietro Vitellaro per Buongiorno Agrigento e Nello Amel per Rinasce Agrigento. Fabio La Felice dovrebbe essere capogruppo di Fratelli d'Italia, mentre più difficoltosa è quella relativa alla lista Diventerà Bellissima, dove ci sarà da scegliere per via dei mutati dati elettorali dopo la certificazione che ha visto avanti l'assessore Gianni Tuttolomondo su Roberta Zicari.